Buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Questa è la terza e ultima serata estiva delle proiezioni di viaggi. Io ringrazio vivamente di cuore Carlo Perissinotto che ha voluto essere presente a questa serata. Lui è convalescenza, ha avuto un'operazione, quindi per questa ragione lo ringrazio tanto per esserci stato e voluto essere presente comunque a questo appuntamento. Facciamo il terzo paese tra virgolette difficile, dopo Palestina, dopo la Dancalia, arriviamo alla Corea del Nord, che posso dire senza paura di essere smentito che probabilmente in questo momento è il paese in assoluto meno conosciuto. Non c'è molta gente che va in Corea del Nord, poi Carlo ci spiegherà come ci è arrivato, credo non sia stato neanche molto facile a livello di prenotazioni. Io vi dico solo che la stagione continuerà, ovviamente non continuerà più all'aperto, da ottobre ci trasferiamo al chiuso in via Lourdes, per chi è pratico di Conegliano, è una sala Venturini, mi pare che si chiama, che si trova in fianco alla chiesa dell'Immacolata di via Lourdes. Quindi vi aspettiamo lì a partire da ottobre, ci sarà Agostino Armellin che fa la via Francigena. Bene, questo è tutto, direi che possiamo cominciare. Vi ricordo solo che noi ci autofinanziamo, quindi se volete lasciare un'offerta è naturalmente ben gradita, lo usiamo proprio per pagare le spese a partire dalla sala che useremo ad ottobre. Lascio la parola a Carlo. Stai pure seduto, tanto. Grazie a tutti, buona serata, spero che le cose che vi dirò siano interessanti. Non sono delle novità, scusate se mi siedo, però sono delle cose che uno fa fatica a credere. Io avevo sentito parlare della Corea del Nord, avevo letto dei reportage. Dopo, quando vai lì, ti rendi conto che vedere le cose è diverso da sentirle dire o leggerle nei giornali. Io sono abbonato da tanti anni a quella che ritengo la Bibbia, che è il National Geographic, e mi bevo tutti i suoi servizi e cerco di immaginare come sono le cose nei posti in cui vai. Dopo, quando ci vai, vedi che è diverso. Allora, qui cerchiamo di inquadrare. Qui vediamo l'India, la Cina e qui noi siamo qua, scusate, qua e vedete che siamo a livello della Mongolia però. Quindi questa Corea del Nord, il cursore. vedete, questa è la Mongolia, la parte alta della Corea del Nord corrisponde alla parte bassa della Mongolia. Non si vede il mouse? No, vabbè, non importa. Quindi ci rendiamo conto che stiamo parlando di un paese freddo. Paese freddo, allora, parlare di paese caldo e di paese freddo qui da noi significa alzare o abbassare il termosifone, ma dove il termosifone non ce l'hanno quasi, e a Pyongyang, la capitale, ha una temperatura media d'inverno di -8, significa veramente patire freddo. Ok, vedete, questo è la latitudine. La longitudine, scusate. Allora, introduciamo un attimo Google Earth. Cosa vuol dire introdurre Google Earth? Vuol dire che noi qui sotto vediamo la Corea del Sud e sopra vediamo la Corea del Nord. Sud, questo è il 38° parallelo, eccolo lì, che è una zona demilitarizzata che ha delle caratteristiche dal punto di vista animale
uniche al mondo, perché è una fascia larga qualche chilometro, in parte anche coltivata, ma dove gli animali girano all'interno di questo corridoio lungo qualche centinaio di chilometri liberamente da 50 anni senza caccia. Quindi ci troviamo in un posto che dal punto di vista faunistico è unico. Non è che poi si possa andare a vedere cosa e come, perché ci sono delle restrizioni che poi vedrete. Allora, se voi andate in Google Earth, prima schiacciate Galleria, poi andate in NASA. Questa è una funzione che io utilizzo spesso perché ci fa rendere conto di come sono distribuite le persone nel mondo. Poi andate in Earth City Light, questo vuol dire che evidenziamo le luci, cioè quanto è illuminato un posto. Se voi andate nell'Europa vedete che ci sono delle grosse concentrazioni, che sono Parigi, Londra, la zona industriale della Germania, e quella più peggiore al mondo è la pianura padana. Tanto è vero che la pianura padana ha l'indice di natalità più basso al mondo. Ora, da fare un'equazione fra indice di natalità e inquinamento non è dimostrabile, però è fortemente sospetta la cosa. Allora, ecco, voi vedete qui, noi siamo qua, Veneto, Friuli, vedete che illuminazione c'è. E questo è il Niger. Qui adesso capite quanta terra ha a disposizione un abitante del Niger e quanta ne abbiamo noi. Fate fatica a trovare ma anche la capitale, N'Djamena, non è illuminata. Cosa vuol dire? Lì non c'è gente. Questo è un criterio per capire come è distribuita la popolazione mondiale, che va al di là di qualunque numero, perché ci entra attraverso gli occhi e non occorre leggere. All'inizio del Novecento le due Coree erano circa alla pari, diciamo come popolazione, come sviluppo, anche come altezza. Negli anni l'altezza media della popolazione del Nord Corea è diminuita rispetto ai sudcoreani, che non sono dei Vatussi ma sono comunque cresciuti. Eccolo qui, questo è il famigerato 38° parallelo. Le due strisce che vedete rosse sono la zona demilitarizzata, nella quale si può andare ovviamente accompagnati, dopo vedremo cosa e come, e è coltivata dai nordcoreani perché come voi vedete il grosso del Nord Corea è montuoso e quindi c'è di tutta la Corea, quindi c'è poca terra coltivabile. Se mettete poi in conto i mezzi che hanno, che sono scarsissimi, le risorse alimentari per loro che vogliono essere in un regime di autonomia, quella che da noi si chiamava autarchia una volta, diventano molto scarse. Eccolo qui. Adesso voi vedete la differenza. Vedete, questa è Seul, questa qui in alto a sinistra è Seul e qua a destra è Nord Corea. Poi vi rendete conto come due paesi che sono partiti alla pari, in realtà, io adesso qui non voglio fare discorsi politici, destra, sinistra, di qui ci troviamo di fronte a un regime che definirlo dittatoriale è un eufemismo, ma ci troviamo di fronte a due cose che sono partite alla pari e voi vedete quello che è successo. Da una parte, dall'altra parte non ci sono luci. Non ci sono luci vuol dire che non c'è sviluppo. Dopo non voglio stare qui a discutere quanto lo sviluppo sia positivo o negativo, però è tanto per darvi un'idea. Guardate in alto a sinistra la quantità di luci praticamente concentrate senza una zona buia che c'è a Seul, e nel Nord Corea voi vedete qui verso in basso a sinistra Pyongyang, la vedete completamente buia, e stiamo parlando di una capitale con qualche milione di abitanti. Allora,
lì hanno la mania delle cose più alte. Allora, quella che voi vedete qua a sinistra è la Juche o Giuche, che è il monumento alla filosofia che il padre della patria ha instaurato. Dopo, al di là di spiegarne il significato, che significa forza, autonomia, indipendenza, hanno voluto fare anche l'albergo più grande al mondo, che in realtà non so se sia stato completato adesso, ma allora non lo era, ma hanno questa mania di avere il di più degli altri, che poi è un di più che si risolve in un di meno, perché questo albergo qui sarà costato qualche decina di migliaia di vite per fame. Abbiamo 3 generazioni. Il fondatore della patria, questo, che poi è nato in Cina, non è nato qui, da genitori, eccolo lì a sinistra. Il figlio, ubriacone, perché in realtà è morto di cirrosi e si era addirittura comprato una fabbrica di brandy in Francia perché aveva paura che glielo bevessero tutto, se l'era comprata. E adesso da un po' di anni c'è il nipotino che pare ultimamente molto dimagrito e non si sa se perché stia male o perché col suo popolo, che per l'ennesima volta di fronte a una carestia si sente un po' in imbarazzo ad essere così grasso. Le festività, eccole qui: Capodanno, compleanno del caro leader, festa della donna, compleanno del Presidente Eterno, festa dei lavoratori, festa della liberazione, dell'indipendenza, del partito di lavoro e della Costituzione. Il resto si lavora, non si discute. E le condizioni di lavoro vi assicuro che non sono quelle delle 6 ore che si vorrebbero fare da noi. Poi ci sono altre festività, ma vedete, compleanno del Presidente Eterno, festa della donna, leader del Supremo Leader. Questo è quello che si festeggia. È un paese ovviamente ateo, ci sono pochissime chiese, tutte ultra controllate dal partito, anche perché diversamente non può essere. Io vi dico un particolare che non è immaginabile perché da noi non è vivibile. Quando si è lì, tu sei sempre accompagnato da qualcuno. Quando vai in bagno hai qualcuno fuori dalla porta che ti aspetta. Cioè non sei mai un secondo da solo. È come avere un'ombra dalla quale non riuscite a staccarvi. È una sensazione strana. Ci si abitua, ci si fa il callo, però tu non ti puoi girare. Noi dovevamo essere in 8 a fare il giro. Dopo di 8 siamo rimasti in 4, avevamo 3 accompagnatori, quindi una proporzione di 1-1. Uno era l'autista del van, l'altra era la guida e il terzo era l'agente segreto che non parlava mai, era sempre attaccato a noi, ascoltava, non so cosa capisse, ma era l'agente del controspionaggio. Quindi, campi di rieducazione. Questa è una delle cose che quando crollerà il regime verrà fuori. Non si sa quando crollerà questo regime. E non si sa neanche se si voglia far crollare, perché allora la Russia, che è stato il primo occupante della Corea del Nord, a un certo punto l'ha abbandonata, è subentrata la Cina. Gli Stati Uniti non vogliono che la Cina si impadronisca della Corea del Nord e la Corea del Sud neppure. La Corea del Sud potrebbe impadronirsi, ma la Cina non vuole. Quindi è diventata una terra che alla fine, per quanto possa sembrare crudele, anche se resta così, soddisfa tutti. Queste sono le schifezze della politica internazionale. Cioè, sono 20 e passa milioni, non si sa quanti sono perché non c'è un censimento, chi parla 20, chi 22, chi 25 milioni di persone, poi ridotte per la carestia soprattutto negli anni 90, ma lo status quo sembra far comodo a tutti, anche se non si può dire. Questi sono dei disegni
di gente che è stata nei campi di rieducazione, li chiamano loro. Allora, National Geographic ha dedicato un bellissimo articolo anni fa, e questo qui è la zona demilitarizzata di cui vi parlavo, quella dove sono gli animali. Praticamente è un esperimento non voluto, ma che sta succedendo, e che quando sarà e si riuniranno queste due zone vedremo anche dal punto di vista naturalistico cosa succederà. Questo è il famoso 38° parallelo, dove si sono sbattuti gli americani, i sudcoreani, i nordcoreani avanti e indietro un po' di volte, dopo alla fine sono rimasti tutti là. Quindi diciamo una guerra che è servita a dividere le due Coree, ma non a spostarne di tanto i confini. La DMZ, la zona demilitarizzata, è questa che voi vedete, ultra illuminata a giorno, perché c'è sempre qualcuno che dal nord tenta di passare, magari viene gambizzato, rimane fulminato dall'alta tensione, ma provano. Eccola qui, voi la vedete, pattugliata continuamente da soldati, più nordcoreani che sudcoreani, perché dal sud che cerca di andare al nord finora non risulta ci sia stato nessuno, mentre viceversa sì. Allora, Web in Tilt, forse un attacco USA. Questo qui è quello che ha fatto la Corea del Nord quando la Sony ha finanziato un film sulla Corea del Nord. Hanno fatto un cyberattacco tremendo, come per dire non azzardatevi più a parlare di noi perché vi mettiamo in crisi il web. E al giorno d'oggi mettere in crisi il web è una cosa non da poco. Voi vedete, allora si parlava, ma saranno anche indotti oggi, di 1024 indirizzi internet. 1024 indirizzi internet sono quelli, che ci saranno poco più in questo rione. Quindi vi immaginate che in un paese di 20 milioni di abitanti i collegamenti a internet siano quelli che ci sono in questo quartiere. Allora, voi vedete questo è un numero tremendo. Il 20% degli uomini di età compresa fra i 17 e i 54 anni è nelle forze armate. Praticamente si parla di un coreano su 5. Hanno le forze armate che sono le quinte come numero del mondo, non certo come armamenti, perché non hanno neanche le scarpe per andare in giro. Ecco, qui vedete c'è crea la pagina PIL Corea del Nord. Io non so se adesso esista, ma nessuno sa quant'è il PIL, sicuramente il prodotto interno lordo è molto basso, tanto è vero che non riesce a sfamare i nordcoreani, a differenza di quello che è in un paese illuminato che è il Bhutan, che si chiama FIL, che è felicità interna lorda. Ora usciamo da questo file introduttivo e eccolo qui. Allora, adesso posso andare avanti con l'enter. Ok, adesso questo è l'aeroporto quando noi siamo arrivati a Pyongyang, che è la capitale. Un solo volo. Allora c'erano 3 voli settimanali dalla Cina, da Pechino. 3 in andata e 3 in ritorno. Fine. Voi immaginate se la capitale, la nostra Roma o Milano, avesse 3 voli alla settimana. Che traffico ci sarebbe? Quanti turisti ci sarebbero? Come possiamo immaginare che escano informazioni da un paese del genere? Quindi tutto quello che noi sentiamo inerente alla Corea del Nord potrebbe essere, secondo me. Questo, vedete, è l'aeroporto, l'aereo è 1, vi assicuro, io
ho avuto molto paura a viaggiare in questo aereo perché è un aereo cinese degli anni 70 in cui le cappelliere non ci sono come adesso chiuse, ma sono aperte, quindi se tu metti una cosa all'inizio del volo e non c'è niente, scivola fino in fondo all'aereo. Una cosa che sì, sembra un po' di paperino, ma fa il suo effetto quando ci sei in cima. Questo è il pranzo che ci è stato servito, che vi assicuro in nordcoreano invitano, cioè a parte i militari, o meglio i vertici militari, non vedrà mai, né come preparazione, né come quantità, né come qualità. Tant'è vero che io sono rimasto sorpreso di una cosa del genere, ma ci ho pensato dopo, non ci ho pensato all'inizio. Questi sono i pacchi che arrivano, come vedete si fa fatica a trovare una valigia. Quelli che viaggiavano sull'aereo la maggior parte erano funzionari di partito che andavano in Cina, raccattavano tutto quello che potevano tirare su per portare a casa per le loro famiglie, quindi arrivavano pieni di pacchi ma che in realtà mettevano in cabina. Eccolo qui, arrivi, un aereo da Pechino, chiuso, non si discute, il prossimo è 2 giorni dopo. Questa è la guida alla mia destra che avevamo, operata 1 settimana prima di un tumore al seno e già al lavoro. Qui non si fanno tante, come si dice, lungodegenze. Queste sono le hostess che camminano inquadrate da militari, si girano facendo leva sui tacchi come fossero delle forze armate. Quindi c'è un inquadramento che è qualcosa di incredibile, che noi non possiamo neanche immaginare. E questa è l'autostrada che porta in città. Vedete il traffico? Questo è il traffico che c'è in tutto il Nord Corea. Dite no, hai fatto una sola fotografia così. No, me ne farò vedere diverse così. Perché io avevo la sensazione di essere in un posto dove avevano lanciato l'atomica, erano morti tutti, eravamo gli unici sopravvissuti. Questa è la coppia dell'Arco di Trionfo di Parigi, ovviamente 1 metro più grande, perché loro devono avere le cose più grandi al mondo. E questa è l'arteria principale di Pyongyang, nell'ora di punta. Vedete il traffico? Voi dite no, questa l'hai fatta alle 4 di mattina. No, io questa l'ho fatta, sono state le 10, le 11 di mattina. Questo è il traffico che c'è. Voi dite impossibile. Eppure vi trovate in queste situazioni e vi guardate intorno e cominciate a chiedervi, ma è vero? Sono morto? Sono in paradiso, all'inferno? Cioè, sono io e sono presente? Grandi adunate di ragazzini, ovviamente inquadrati dal partito, non si discute, e il regime militare, o meglio di tipo militare, parte già dalle scuole elementari e medie. E gli unici manifesti lì non so se esistano i cinema, o meglio esiste il Palazzo del Cinema, di cui il secondo della generazione era un fanatico, quello morto ubriacone, e faceva un festival del cinema. Ogni volta lui presentava un film ed era sempre il vincitore. Ma al di là di quello io non so se i nordcoreani conoscono il cinema, non sono riuscito a capirlo. Ecco, questo è l'albergo in cui alloggiavamo. Eravamo noi a mangiare, questa è la sala. Vi assicuro che essere in una sala di queste dimensioni, essere in 4 persone, fa impressione. Questa qui è una diapositiva fatta al mattino che riflette il clima che c'è, non l'inquinamento, perché questo è il clima che c'è a Pyongyang, non è l'inquinamento perché sì, ci sono le case, ma inquinamento da traffico direi che non ce n'è. Quello che vi vorrei far notare sono le chiatte in basso a sinistra, perché c'è un particolare di cui mi sono accorto quasi per caso. Voi vedete, allora, torniamo indietro. No, come si fa? Tornare indietro. Eccolo qua.
Eccolo qui, vedete queste chiatte sono molto grandi e guardando queste tre qui c'è un particolare. Voi vedete che in quella centrale c'è una barca di salvataggio, si è ricavato un orto, cioè, quindi anche la barca di salvataggio riempita di terra che loro hanno dragato probabilmente dal fondo è diventata una risorsa alimentare. Io penso che una fotografia così sia difficile da trovare se non in posti dove c'è la fame più nera. Ecco, questo dal nostro albergo, vediamo quell'edificio fatto a spicchi, che è il Palazzo del Cinema, che viene usato una volta all'anno per fare la mostra. Poi ovviamente c'è anche un campo di golf, non so chi lo userà e quando, perché non so, forse neanche i funzionari del partito, immagino. Ma lo hanno fatto probabilmente per far vedere al mondo, cioè ai pochi turisti che vanno lì. Quando sono andato io entravano all'anno 1500 turisti. 1500 turisti sono quelli che vanno un giorno a fare il bagno sul Piave, adesso che è bella stagione, ma anche in un pezzo ristretto dei Piavi. Immaginate in un paese di 20 milioni di abitanti. Vi dico solo un particolare: nessuno per la strada ha il coraggio di guardarti. Non ti guardano, hanno il terrore che ci sia qualcuno del servizio segreti che li riprende e finire in campo di rieducazione. Questo è un palazzo governativo, ovviamente ben tenuto, con tutte le sue belle fontane, ma dopo non c'è da mangiare. Monumenti inneggianti alle donne lavoratrici è pieno, sono anche ben tenuti, bisogna dire, però a quale prezzo? Ecco, questo qui è il fondatore del Nord Corea e quello che da qui non si capisce è le dimensioni della statua. Voi vedete, ah Gesù, eccolo qui, e dopo ecco, questo sono i bambini e sono poco più di una scarpa, tanto per darvi l'idea qual è il culto della personalità in questo paese. Questo qui hanno voluto un po' scimmiottare l'atomium, però dopo quando andate dentro vedete che non c'è neanche l'acqua corrente e che si usano queste vasche che riempiono e poi c'è una bacinella da buttare giù nel water, quindi le incongruenze non mancano. Questo è il Museo della Guerra di cui loro vanno fierissimi. Ecco, vedete qui la quantità di visitatori, eravamo noi 4, la guida, che è quella dopo il signore con la maglietta a quadri, ovviamente è un ufficiale dell'esercito, e questo inneggia alle vittorie del popolo. Questi sono gli armamenti che loro hanno preso agli americani e ne fanno una celebrazione dal loro punto di vista, anche giusto se volete, dell'altro mondo. Qui sempre armi americane, ancora armi americane, te le fanno vedere una per una, ti spiegano perché sono il segno della loro vittoria sul grande Satana. Un elicottero. Ecco, questo è la nave Pueblo, era una nave spia americana incaricata di stare al largo delle coste della Corea del Nord e spiarla. Loro se la sono presa, hanno fatto prigioniero l'equipaggio, che poi con una serie di scambi ha restituito, e questo è la mappa, diciamo, della guerra ai confini delle due Coree. Infatti c'è la data 1950
E questa è una cosa imbarazzante, perché essere in albergo da soli, con questo ben di Dio, quando c'è fuori la gente che sai che muore di fame, è una cosa che imbarazza veramente. I pranzi erano tutti così, però noi eravamo in queste sale gigantesche, noi 4, questo che vedete al centro con la camicia bianca è l'agente segreto, con il quale non abbiamo mai scambiato una parola, penso perché lui non conoscesse la nostra lingua, non lo so. E qua sono ancora monumenti che inneggiano alla donna lavoratrice. Però vedete questa strada che ha 4 corsie, traffico zero, assolutamente zero. E siamo in pieno giorno, ora di punta. Ecco, qui in autostrada siamo andati un po' verso sud, verso la zona demilitarizzata. Abbiamo trovato un militare. Questa penso sia una moto cinese, davanti a noi c'era incredibilmente quel van e questo è l'autogrill. Bene, affollatissimo, in coda per pagare, come vedete, hanno fatto l'autogrill. Perché? Perché i paesi occidentali ce l'hanno, dovevano averlo anche loro. Ma questo autogrill noi non siamo entrati perché abbiamo mangiato qualcosa fuori da un baracchino che c'era. Penso che dentro sia stato deserto perché non vedendo traffico non so chi possa andare lì. A un certo punto dell'autostrada c'è addirittura un'interruzione, un controllo di polizia. Non si sa chi controllino perché non passa nessuno. Questa è una via di Pyongyang nell'orario di punta e vedete che tutti attraversano non sulle strisce, dove capita, tanto il rischio di essere preso sotto è molto basso. E dopo, appena vi spostate dal centro, la gente va a lavare qua, perché probabilmente a casa non hanno l'acqua corrente o ne hanno poca o chissà cosa. Dici, ma come fai a essere così poco informato? Non riesci a parlare con nessuno, è impossibile. Prima parli lingua, secondo perché nessuno ti si avvicina. Queste sono le case in campagna, modestissime, tetto in Ethernet, ringraziare il cielo che ce l'hanno, e ogni tanto si vedono delle compagnie di soldati che girano. Questo è, non so, il caporale, il capitano, chi che sia, con un asciugamano in testa per ripararsi dal sole. Questi girano per la campagna, non capisci dove vanno, dove vengono, sembrano cose senza senso. Qua siamo nella zona, vicino alla zona demilitarizzata, dove ti permettono con questi cannocchiali di andare a vedere il grande nemico che è la Corea del Sud. Le risaie sono l'unica cosa che sembra ridente e che sembra portare un po' di gioia in questo paese purtroppo grigio. Qui siamo a visitare le tombe di un re e di una regina, pare sia intorno al 1300 che sono stati sepolti, e voi vedete che sono 2 sepolture di estrema eleganza e sobrietà. E niente lascerebbe supporre che poi la Nord Corea abbia preso una svolta così tragica. Questi sono le statue di fianco, eccole qui, gli arieti, e questa è una cena che abbiamo fatto in quella che non abbiamo capito bene se era una casa privata, a noi è sembrato di sì, però deve aver avuto qualche accordo col governo, perché insomma siamo andati lì e vedete c'è addirittura una tovaglia con un soppratovaglia in plastica, che sono cose di estremo lusso lì, dell'acqua minerale, sono cose che i nordcoreani neanche si sognano. Si dormiva ovviamente come dormono tutti loro per terra, c'erano altri 2 materassi, devo dire che erano anche confortevoli, a me personalmente dormire per terra piace molto,
quindi l'ho trovato gradevole. E qua siamo in questa città, che è una città, diciamo, antica, nel senso che si è mantenuta l'architettura di una volta, e il buon gusto. Unico posto che abbiamo visto così in tutto il Nord Corea. Perché unico? Non penso che sia unico, ma l'unico che è stato dato di vedere a noi. Il viaggio l'abbiamo prenotato tramite un'agenzia svedese. Prenoti 6-9 mesi prima, dopodiché l'ambasciata di Corea ti telefona a casa, ti fa un interrogatorio lungo perché vuoi andare, perché non vuoi andare, e alla fine ti dice sì o no, puoi o non puoi andare. Non è che uno compra il biglietto e va in Nord Corea, non esiste. Ecco, vedete queste case di gran buon gusto, di proporzioni. E questa era l'unica cittadina che noi abbiamo visto in cui ci sembrava di essere forse più in Giappone che in Corea, perché pulita, perché ben tenuta, ma è l'unico posto in cui io abbia ricordi belli, belli nel senso esteticamente. Dopo nella casa c'era una libreria, tutti i libri erano politici, dedicati al grande leader, al figlio del grande leader e avanti, non c'era nessun altro libro. Ecco, qui vediamo il lavoro. Io non sono riuscito a capire come era organizzato, però non è che sembrava che si ammazzassero tanto di lavoro. Poi vedete qua sul tetto ce n'è più di seduti che lavorano. Sicuramente qualcosa stavano facendo, però pare che l'organizzazione non sia quella delle fabbriche giapponesi. Qui siamo alla visita di un tempio buddista, l'unico che ci hanno fatto vedere, tenuto in maniera meravigliosa. Eccolo qui, pulitissimo, ordinatissimo, non c'era un filo d'erba fuori posto. Questa la guida che spiegava le vittorie del loro condottiero, ovviamente, e magnificava tutto, la visione un po' di parte se vogliamo. E qua torniamo a quella che era l'arte prima del regime dittatoriale. Vedete delle cose raffinate, delle cose curate. Questa è la scrittura. Allora, non sono degli ideogrammi, ma hanno un alfabeto. E mi diceva uno dei tre che era con me, che era un parigino, che era la seconda volta che andava, che lui un po' ha studiato il nordcoreano, diceva ma non è difficile perché alla fine è un alfabeto, quindi quando lo impari riesci anche a leggerlo con una certa facilità. Qua c'è un piccolo museo dove c'erano tutti gli abiti tradizionali, tutte le guide che abbiamo avuto nei vari posti erano rigorosamente vestite in abito tradizionale, come anche quando si sposano o quando ci sono cerimonie. Ecco, questo è il plastico della tomba del re e la regina. Qui un interno, vedete, con delle belle decorazioni. Ecco, questa io l'ho fatta perché trovo che sia una scopa elegantissima. Loro non hanno niente, però riescono anche dal niente a creare un oggetto non inquinante ed elegante. Sempre all'interno del tempio, e dopo buttate l'occhio fuori e vedete un uomo che va a lavarsi a ruscello perché evidentemente è più pratico che a casa. Qui donne che lavano. Allora, vi dico, gran parte di queste fotografie sono rubate facendo finta, mettendo la macchina al volo e non inquadrando. E avevo due schedine, una che tenevo con delle fotografie, chiamiamole ufficiali, e un'altra non ufficiali. Queste sono le fotografie non ufficiali, perché loro se ti vedono che fotografi una cosa del genere ti sequestrano subito la macchina fotografica o ti fanno cancellare la fotografia. Dopo alla fine vedrete che nel transito dalla Corea del Nord alla Cina
perché siamo arrivati in aereo e tornati in treno. Dopo siamo ripartiti da Pechino in aereo, ma arrivando a Pechino in treno. Siamo rimasti quasi 4 ore chiusi in un vagone senza poter andare in bagno e vi assicuro per me è stato un problema. Eccolo qui, siamo sempre qua, torniamo alle divisioni. Questo è, siamo esattamente qui dove vedete le 2 linee blu e c'è la baracca dove hanno firmato l'armistizio del 53. Ora questa baracca viene esibita come un trofeo incredibile dei nordcoreani, perché sono riusciti a condurre al tavolo delle trattative il famigerato Yankee. Ecco qui. Questo è il libro nel quale hanno firmato l'armistizio, che inizialmente facevano evidentemente toccare, poi hanno visto che la seta si consumava e l'hanno messo sotto una teca. E qui ci sono i vari incontri che loro celebrano come vittorie e le varie conferenze dove alla fine la morale è sempre una, che loro sono i vincitori su tutti. Vedete, questo è il secondo della generazione in alto a destra, l'ubriacone cosiddetto, col presidente del Sud Corea. Ecco, allora, quello che vedete al di là è il palazzo della Sud Corea. Noi siamo al di qua che fotografiamo e siamo in zona Corea del Nord. Allora, vedete che ci sono delle guardie che stanno ferme ore, non possono battere un sopracciglio. Dall'altra parte invece ci sono i soldati o coreani o yankee che sono molto più rilassati. La baracca è divisa in 2 parti, metà è Nord Corea e metà è Sud Corea, e stanno attenti a non calpestare la metà dell'altro, perché è considerato una violazione da guerra. Questi sono i sudcoreani che vengono a vedere la Nord Corea e li ha fotografati. Vedete qui come i nordcoreani sono impettiti, sembra che non respirino neanche. I sud invece, gli americani, sono molto più rilassati. Però vedere dei soldati che stanno un'ora lì fermi, vi assicuro, è un'esperienza. Ecco, qui siamo al tavolo dove è stato firmato l'armistizio. Io sto fotografando verso la parte nordcoreana. Qua siamo in autostrada, c'è un militare che gira con dei pacchi, uno sgabello, non si sa cosa, unica persona, da solo, che vaga per l'autostrada. Non si capisce né dove vada né dove venga. E qua un'altra scena imbarazzante, siamo in 4, vedete che ben di Dio, anche molto elegantemente preparato, però il ristorante è desolatamente vuoto, non c'è nessuno che ci vada. Vi assicuro che entrare in un ristorante e essere gli unici ospiti è imbarazzante. 113 è la targa della macchina di Paperino. Queste sono le macchine che hanno i funzionari di partito. Si pensa di qualche decina di migliaia di macchine private, ma nessuno sa il numero, potrebbero essere anche meno. I lavori stradali hanno dei cartelli così improbabili, vengono fatti a mano dalle donne, gli danno un martello, un piccone, riparano, brigano sotto il sole, e queste sono le riparazioni stradali. Riparazioni stradali che vengono eseguite, scusate c'è quella macchia nera, ma appena partito per il viaggio la macchina fotografica si è danneggiata, ha fatto quella macchia nera. E potete fare fotografie così quante ne volete, quando vi trasferite da una città all'altra. Piccolo particolare, è vietato andare da una città all'altra, non potete, ci vuole il permesso della polizia. Come voi decideste di andare a trovare un amico a Padova, no. Voi avete il permesso della polizia e dopo dovete avere anche il mezzo per andarci.
O non ci andate? Uno nasce e muore nello stesso paese. Qui vedete ancora quello sotto quello con la maglia arancione ha il rullo compressore, non so se fosse una bombola di gas o qualcosa del genere, sarà riempito di sabbia, ma questi sono i lavori stradali che fanno. Sempre monumento inneggiante al lavoro femminile e il traffico, un camion militare, il secondo non riesce a fotografarlo. Ricordo che sono stato lì qualche minuto, ho visto passare questo, non ho visto la seconda macchina. Questi sono i palazzi di Pyongyang, una edilizia di stile russo, che inizialmente erano sotto la Russia, poi sono passati sotto l'egida, diciamo, la protezione della Cina, che ribadisco per la Cina tutta la Corea equivale a una grande città. Starebbero un secondo a mangiarsela, ma per il quieto vivere la lasciano lì. E qua adesso siamo nella zona dell'istruzione. Oddio, scusate, questa rovescia è una ragazzina che ci indica dove andare, perdonatemi. E qui ci sono i figli dei funzionari del partito che hanno, o dell'esercito, la fortuna di poter frequentare queste scuole di danza. Voi vedete che sono delle cose assolutamente non in linea con il resto del paese. Suonano questo strumento, tutte sorridenti, io non so, ma ogni volta che entravamo in una, chiamiamola classe, vedevo dei sorrisi incredibili, evidentemente sono educate in maniera molto forte a fare così. Oddio, chissà perché sono rovesce, scusate. Cosa succede? Vabbè, perdonatemi. Scuola di fisarmonica, anche qui notate come le ragazzine hanno le gambe unite e c'è una disciplina che ha dell'incredibile. Scuola di calligrafia, li mettono lì e vanno. E questi sono i fortunatissimi che possono entrare in una scuola. Vabbè. Qui siamo in un teatro dove ci hanno portato a vedere uno spettacolo, ci ha anche spiegato la guida, ma confesso non ho capito nulla, però qua ci troviamo di fronte all'elite dell'elite dell'elite, che ha la fortuna di avere un vestito pulito, di avere un vestito e di poter andare ad assistere a uno spettacolo. Sono cose che a noi fanno un po' ridere perché sembrano anni 50. Coreografie tipicamente orientali. Bravissime queste ragazzine che immagino faranno degli allenamenti durissimi e dopo alla fine prendono un po' del pubblico, gli danno dei mazzi di fiori finti che questi del pubblico devono portare a queste ragazzine. Queste ragazzine, appena finito, fanno il giro e tornano a rimettere i mazzi di fiori finti al loro posto. E ogni volta la scena si ripete. Vi assicuro che anche questo è stato uno shock perché suona di presa in giro in maniera incredibile. E qua vogliono far vedere le loro conquiste spaziali, che sono sulla carta ovviamente, ma qualcuno probabilmente dei locali anche ci crede. Vedete l'affollamento che c'è in questa specie di celebrazione. Qui sempre a Pyongyang, questi palazzi alveare. Ecco, questa è una delle fotografie più emblematiche. Voi vedete che ci sono dei ragazzini che spingono questa, penso sia una vecchia Renault. Questa è la scuola guida per i figli dei funzionari del partito. Fa la scuola guida, ma spingendo però. Nessuno di noi potrebbe immaginare che la scuola guida si fa spingendo. Eppure c'è anche questo, non solo spingendo, ma gli fanno cambiare tante di quelle gomme che non avete idea. Tira su e tira giù la gomma, tira su e tira giù, tira su e tira giù le gomme. E questi sono i fortunati
che hanno a che fare con il mondo dell'automobile, che la toccano con mano. Quindi parliamo dell'elite dell'elite. Questa l'ho messa dentro perché c'è una cosa, voi vedete che le luci gialle sono pochissime e quelle bianche sono tantissime. La maggior parte già allora, nel 2009, aveva lampadine a basso consumo. E questa è una cosa che mi ha impressionato, perché mai e poi mai mi sarei aspettato in un paese così, definiamolo arretrato, di trovare una quantità di lampadine a basso consumo maggiore di quella che c'era da noi 12 anni fa. Qui i militari fanno grandi marce. Io non ho visto tanti mezzi che li portassero in giro, li ho visti sempre camminare, tanto a camminare. Qui stanno entrando nella metropolitana. Questo, da quello che ho capito, erano dei matrimoni di gruppo e vedete hanno tutti gli abiti tradizionali, vanno tutti a omaggiare il padre della patria. E io mi ricordo quando siamo andati davanti a queste statue, c'era uno di noi che aveva gli occhiali, è arrivato il cosiddetto agente segreto e glieli ha tolti e gli ha detto, gli ha fatto capire che non è rispettoso andare davanti al padre della patria con gli occhiali da sole, tanto per dirvi com'è il livello di controllo. Qui sempre il grande traffico in autostrada, bellissima, circondata da alberi, ma tristissima. Qui siamo in una casa gigantesca, la fotografia non rende merito, dove sono custoditi tutti i regali che il padre della patria aveva avuto dai vari capi di Stato. Dentro c'è addirittura un vagone ferroviario. Questa è la guida, come sempre in abito tradizionale, e vedete l'affollamento che c'è. C'erano un po' di turisti, ce ne sono stati, non so, 15-20, non ricordo. In questa bellissima vallata c'è una terrazza, quindi alla fine ti portano anche in terrazza. Devo dire che è un posto idilliaco. Oddio, ci sono delle diapositive che si sono girate, vi chiedo scusa, non so perché, le ho controllate prima. E qui ti obbligano a scrivere una dedica. Io non so se vedete qua in alto, in basso a sinistra, ho fatto una cosa di cui ho detto mamma mia se mi beccano sono morto, ho firmato Giuseppe Garibaldi. Ho detto se se ne accorgono passo il resto dei miei anni in campo di rieducazione. Voi vedete, questi eravamo noi 4, qui c'erano altri 2 turisti, in 6 in questa meravigliosa terrazza di questo museo dove venivano esibiti tutti i doni dei capi di Stato, quanto a significare l'importanza del Nord Corea. Qui siamo lì vicino in un tempio che è stato incredibilmente salvato. E anche restaurato, devo dire bene, perché era molto curato, non c'erano nidi di uccelli dentro, non si vedeva niente che non fosse più che a posto. E voi vedete come il paesaggio potrebbe essere meraviglioso qui, se non fosse che poi esci e vedi la fame più nera. Qui con l'unico monaco buddista che abbiamo trovato, non so se ce ne fosse più di uno o meno, noi ne abbiamo visto uno solo. Guardate l'eleganza di questa campana. Quindi questo era un paese che aveva un'arte e un artigianato che poi nell'ultimo mezzo secolo se n'è completamente andato. Quindi delle tradizioni e delle cose belle c'erano.
Guardate anche queste decorazioni delle porte. Ecco, qui torniamo alla desolazione. Andiamo nell'albergo vicino al tempio e siamo noi 4 da soli. Questa è una cosa che assicuro fa rabbrividire. Vi sentite come gli unici privilegiati che non si sa per quale motivo hanno diritto a mangiare, gli altri no. Qui grandi adunate di militari, sempre a piedi. Ecco, qua siamo all'ingresso della metropolitana. Dopo alla fine si scontra con questa realtà qui. Ragazzini che vanno a omaggiare le statue dei lavoratori, matrimonio. Io non so questi vestiti se siano di proprietà, se siano a noleggio, non mi sono posto la domanda. Quella dietro è la Giuche o Iuche, che è la filosofia del partito. Oddio, cosa succede? Ecco, questa, perdonatemi, non so cosa sia successo. Questa Iuche o Giuche è la loro filosofia, che comprende il lavoro, il partito, la patria e tutto. Un misto di marxismo-leninismo che alla fine significa solo miseria. E non voglio fare confidenze politiche o schierarmi da una parte o dall'altra, ma in realtà questo ho prodotto. Questi sempre militari. Qua siamo nell'ora di punta a Pyongyang, vedete un traffico incredibile. Dopo vai in autostrada, 3 biciclette e il deserto. Qua lungo questa che è un'arteria a 6 corsie, vedete che ci sono solo un po' di persone o in bicicletta, e la bicicletta è già un lusso lì. E il quadro, la gigantografia del padre e del figlio. Dopo la realtà, appena esci, è questa, dei contadini che vanno a spingere la bicicletta, chi ce l'ha, piena dei sacchi di riso. Qua siamo in un albergo che in realtà era una casa di vacanze per funzionari di partito, poi trasformata in albergo, addirittura col tavolo da ping pong, noi in un tavolo e nell'altro vedete la guida, l'agente segreto e l'autista. Addirittura qui troviamo delle cose che io non ho mai visto, dei distributori di bibite. Questa era addirittura una specie di vasca idromassaggio, se vogliamo chiamarla così, una cosa di un lusso incredibile per il Nord Corea. Esci e ti trovi il carro con le ruote fatte a mano, perché non hanno neanche la possibilità di avere una ruota fatta in fabbrica. Questi sono pezzi di tondino saldati. E questa è una fotografia un po' simbolo del contadino che va a lavorare in bicicletta, lui che ce l'ha. Questa è una diga che attraversiamo, traffico zero anche qui, e qua lavoro nei campi. Non si riesce mai a capire quanti stiano lavorando e quanti stiano guardando, perché sono situazioni molto strane che da noi non si vedono. E questo è il livello della meccanizzazione. Gli autobus, ad esempio, erano importati dalla Germania Est e andavano a 5 all'ora perché a 6 non arrivavano. Io so che ho provato a fare una corsa e ne ho superato uno, e vi assicuro non sono un corridore. Qui sempre monumenti al fondatore della patria, giganteschi. Qua siamo a vedere dei figli diciamo di benestanti del partito, che hanno avuto l'occasione di andare a fare una gita e quindi di uscire dalla città e di mangiare e di bere bene, addirittura con i sacchetti in plastica.
E qui vediamo invece le impronte in una risaia. Impronte significa cosa? Che stanno seminando scalzi, non esistono stivali o cose del genere. Oddio, un'altra storta, scusatemi. Vedete anche in mezzo alla risaia le bandiere rosse, cioè non si scappa. Questo è un baracchino dove vendevano generi di conforto, li chiamo io, non saprei come chiamarli, e il tutto era qui, non c'era altro. Voi vedete, questo è il baracchino e qua hanno accesso quelli che hanno i soldi. Qui siamo nel parco al quale era permesso andare solo ai figli dei funzionari del partito. Qui entriamo in metropolitana, che ha 2 sole linee, e agli stranieri è permesso avere accesso a 2 sole stazioni. Quello che pare che la metropolitana sia è non solo la metropolitana, ma in realtà va profondissima perché pare abbia funzione di rifugio antiatomico per un'eventuale guerra. Ecco, qui sono le 2 stazioni belle, bellissime, decoratissime, le altre invece sono piene di topi e non ti fanno andare, quindi ti fanno andare da una stazione all'altra. Ovviamente simboli del partito, del lavoratore, della fabbrica, altro non esiste. Il fondatore della dinastia. Ecco, questo è quello che si vede, sembra la metropolitana di Parigi. Dopo nelle altre stazioni non vai. Quindi anche qui ad uso e consumo dei pochi turisti che possono andare. Ovviamente presidiata dai militari. Qui siamo in stazione, mi pare, quando partiamo, e qui ci sono macchine, ovviamente tutte di quei pochi fortunati che sono del partito, ma io penso che queste siano il grosso delle macchine di Pyongyang. Cioè, vedete come il poliziotto è fermo sull'attenti e non si azzarda a muoversi. Oddio, che dispiacere. Qua siamo alla partita della finale dei mondiali di Iran contro Corea. Ovviamente prima marciano tutte le truppe, grande esibizione di forza. Questa è la squadra di iraniani, vedete, bellissimi ragazzi, e questi i coreani molto più piccolini. Quando l'azione era in mano agli iraniani, tutto lo stadio urlava e faceva confusione. Appena la palla tornava in mano ai coreani, silenzio di tomba, il tutto diretto da una specie di Kappelmeister che dirigeva l'azione di disturbo attraverso urla o meno. Ecco, vedete, tutti quelli in rosso sono militari che quando la palla andava in mano agli iraniani dovevano urlare per cercare di disturbare l'azione. Tutti allo stadio, quelli che hanno possibilità di andare, mangiano pesce crudo. Questo è il livello della motorizzazione che c'è, chi ce l'ha. E ovviamente tutti quelli che possono salgono, non c'è limite qui di numero di persone. Questa è una fotografia che ho fatto perché è abbastanza strana e nessuno mi ha spiegato. Se voi guardate, questi 3 autobus sono senza targa. Evidentemente sono degli autobus che portano delle personalità che non hanno obbligo di girare con targa. Questa è la hall di un albergo dove, non avendo niente da fare perché non ci sono turisti, stirano le tovaglie. Qui stiamo andando in un museo, vado veloce perché sono andato molto lungo, ed è una delle cose più interessanti. Qui c'è una vecchia cassaforte, degli attrezzi da cucina, però quantomeno ci fanno vedere com'era la Corea, diciamo, un secolo fa. Ecco, queste borse che vedete a sinistra sono identiche a delle borse che si trovano ad Haiti. Sono rimasto abbastanza stranito. Ecco, questi sono gli unici oggetti che potete comprare lì,
e sono delle pentole o dei vassoi in pietra durissima, pesantissimi, altro non c'è. Vi dico solo un particolare: quando noi siamo entrati nel negozio hanno acceso le luci e quando siamo usciti le hanno spente. Questo è un signore che andava a raccogliere erbe, la guida mi ha detto va a raccogliere erbe medicinali, in realtà andava a raccogliere erbe perché non aveva altro da mangiare. Questa signora idem. Questa è la nave Pueblo che hanno sequestrato agli americani. Qui vedete i segni della battaglia, le lettere di scusa degli americani, gli strumenti spia, tutti gli strumenti spia che loro esibiscono con una felicità incredibile, il manuale della corte marziale, qui sempre edifici governativi, oddio, e qui vedete il traffico in questo grande ponte e non c'è neanche una macchina. Mi scuso di queste diapositive storte. Questo è un grandissimo stadio dove loro celebrano gli Air Gang, che sono dei giochi che fanno, diciamo, l'equivalente alle nostre Olimpiadi, però limitate all'Eurocorea. Questo è un elegantissimo susseguirsi, secondo me, di tetti, anche delicatissimo nei colori. Un gruppo di cugini giapponesi che regolarmente viene a visitare quelli che sono rimasti in Nord Corea, dal quale loro si sono separati, e questi sembrava girassero un po' più liberamente di noi. E dopo vi girate e vedete il bambino nordcoreano come è messo, tutto sdolcito. Un pittore al quale ho tentato di rivolgere la parola più volte ha fatto finta che io non ci fossi, io gli parlavo e questo era impassibile, evidentemente terrorizzato che qualcuno lo vedesse parlare con me, e non si è mosso. Qui un baracchino che vendeva una Coca-Cola e questo, vedete, è il commercio che trovate lì, non trovate di più. Qui siamo in un parco pubblico dove l'unica persona che mi ha rivolto la parola, mi ha anche fatto un lungo discorso, è questo vecchio signore, penso ultra ottantenne, che dipingeva e che alla fine mi ha regalato questo suo bozzetto, e il quale ha parlato a lungo con me. Io ovviamente non ho capito una parola, ma è stata l'unica persona, l'unica che in 10 giorni di viaggio ha avuto il coraggio di rivolgermi la parola. E questo ho pensato perché forse non ha più niente da perdere, è vecchio, non mi interessa più, dice, tanto anche se mi internano, se mi uccidono, cioè come se avesse esaurito la sua vita, fosse il suo ultimo desiderio, una cosa che ho portato dentro di me molto triste. Eccolo qui, un altro. E si è fatto addirittura fotografare, secondo me prendendo un rischio dell'altro mondo. Qua siamo addirittura al Luna Park, col tiro a segno, una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere, ma vedete è abbastanza primitivo. Questa è la veduta di Pyongyang, tutti i condomini uguali, orribili, e di fianco ci sono ancora delle aree con delle casette piccolissime. Oddio, qua sono dei bambini, questa è dritta, non è storta, che vanno a divertirsi e a bagnarsi sotto questa grande fontana, e dopo di fianco c'è la signora che raccoglie erba per mangiare. Questa siamo in pieno centro a Pyongyang. Monumenti a non si sa chi, l'albergo più alto del mondo. Voi immaginate che quella è una gru che da una parte all'altra sarà almeno 25 metri, tanto per darvi un'idea la dimensione dell'albergo, vuoto ovviamente e incompleto. Due signore, le uniche due facce sorridenti che sono riuscito a fotografare. Ovviamente vai nei bagni e c'è il bidone con l'acqua perché non c'è l'acqua corrente, e qua ancora noi imbarazzati a mangiare tutta questa carne che penso un nordcoreano non vede in un anno. La stazione dei treni che ci porteranno a Pechino, foto di rito. Io a questa guida ho regalato un pile che avevo perché era sempre infreddolita, poveretta, gli ho detto prendilo qua perché mi faceva proprio pena, poveretta, una settimana dopo un'operazione al seno. Ovviamente simboli del partito sui treni ovunque.
E qui siamo nel treno dove alla fine siamo rimasti chiusi 4 ore senza poter andare neanche in bagno. Vi assicuro che sono lunghissime. Le cuccette sono tutte aperte, militari dappertutto. Questo era il nostro scompartimento con cuccette aperte. E qua, questa è l'ultima diapositiva, non so, ho voluto fotografare quella cosa in alto, probabilmente è un microfono per spiare. Io mi scuso, sono andato un po' per le lunghe, ma volevo illustrare un paese di cui difficilmente si hanno testimonianze dirette. Vi ringrazio e buona serata. Non so se qualcuno ha qualche domanda, ne avrei io, a dirti la verità, ma la guida ha mai fatto dei riferimenti mascherando la povertà con semplicità? Che tipo di atteggiamento aveva? La guida diceva sempre che erano scelte delle persone, però ti faceva un sorriso, come per far dire non posso dirtelo ma te lo faccio capire. Ma la guida in che lingua parlava? La guida in che lingua parlava? Inglese, sapeva l'inglese, ci si capiva insomma. Scusi, prima quando ha fatto vedere il calendario, lì la domenica non esiste come giorno festivo? Passo qui la risposta. Allora, non penso, ma le rispondo dicendole un'altra cosa. Che è completamente al di fuori, ma tanto per farle capire come sono le cose in certi paesi. Ero una volta in Birmania, no, dov'era? Sì, in Birmania ero, e sono andato a vedere una fabbrica di sigarette e queste donne avevano le dita gialle a forza di confezionarle e siamo riusciti attraverso la guida a parlare e a chiedere quante ore lavoravano, quanti giorni alla settimana, e loro mi ha detto hanno una vacanza per quando si sposano. E gli ho detto, e quanto dura il viaggio di nozze? Un giorno. Quindi immagino che in Corea del Nord non sia sicuramente meglio, semmai peggio. Qualche altra domanda? Eccolo qua. Queste strade così immense e vuote, quando sono state fatte? Non ho capito, glielo ripeto. Queste strade così grandi, quando sono state fatte? Strade. Ah, beh, sicuramente dopo il 50, negli anni 60, 70, con chissà quali prospettive, perché voi avete visto, io non sono riuscito a fare una fotografia con traffico, non esiste. Parliamo della capitale, insomma, di un paese che ha 25 milioni di abitanti, 22 non si sa quanti, e che è grande come il nord Italia. Quindi c'è anche una certa densità abitativa, non è che siano tipo il Niger che vi ho fatto vedere senza la luce. La gente c'è, però non si può muovere, non si muove, non ha le macchine, deve avere il permesso della polizia per andare da Conegliano a Treviso. E sono delle situazioni che sono irreali, che io ve le racconto, però vi assicuro che viverle ti senti un privilegiato, uno fuori dal mondo, uno che è stato trasportato in una dimensione spazio-temporale diversa. È difficile tuttora, a distanza di anni, mi fa voglia di tornare, vi dirò, quello sì, molta voglia di tornare. Scusi, lei ha visto solo Pyongyang, cioè l'unica città che fanno vedere quella? No. Come città. Quando lei vedeva che noi ci muovevamo in autostrada, andavamo anche in altri posti, con le tombe di Ray sono in un posto, quando ha fatto vedere il tavolo da ping pong eravamo quasi al confine con il Sud Corea, dopo siamo andati al confine con la Corea del Sud, cioè ci si muoveva. Ovviamente loro hanno 3-4 viaggi standard, fanno sempre quelli, ti fanno vedere quello che vogliono, però è sufficiente, mi creda. Quindi voi non decidevate nulla? C'è nulla. No, quando tu vai in bagno si piazza uno fuori e aspetta che tu esca, cioè non è che quando tu sei in camera d'albergo hai uno fuori che ti sorveglia, non è che tu vai a mangiare quando vuoi e vai a comprarti una bibita,
vedi nato, è un'esperienza anche quella, bella, brutta, è un'esperienza. E se voi aveste una persona che tutto il giorno vi segue, vi sta attaccata a mezzo metro, vi assicuro darebbe fastidio. Voi immaginate, vi fate 10 giorni con sempre un'ombra dietro, dovunque tu vada. Ecco, arrivo. Di occidentale cosa avete visto? Se c'è qualcosa di occidentale, di cultura occidentale. Ci vogliono 2 microfoni qua. Qualcosa di occidentale ha detto? Sì. Ma di occidentale abbiamo visto qualche automobile, abbiamo visto i tram che venivano dalla Germania dell'Est, dopo, adesso qui non le ho messe dentro, se erano troppe diapositive. Se vogliamo chiamarlo occidentale, nella casa dei regali, i regali di vari capi di Stato, ma il resto è o Russia o Cina, non è che ci siano tante alternative. Prima, i primi anni, era sotto l'egida russa, dopo quella cinese, e adesso tuttora, non so come se la stiano passando adesso, ma la Cina, voglio dire, equivale tutto il Nord Corea a una città cinese, quindi potrebbero riempirla d'oro se volessero. È che attualmente è una situazione strana perché fa comodo a tutti che resti così, è brutto da dire, ma anche all'Occidente, chi dell'Occidente ha voglia di impiantare una guerra per andare a liberare la Corea del Nord? Alzi la mano qua chi lo farebbe? Nessuno. Quindi le condizioni disastrose in cui sono, tutto sommato, finché restano così, con la dinastia dei Kim, è triste dirlo, ma fa comodo a tutti. Forche a loro. Forche a loro, esatto, forche alla gente. Forche a loro. Vabbè, lo lasciamo andare, io ti ringrazio tanto Carlo, è stato molto bello averti con noi. Grazie anche per essere venuto in condizioni un po' di convalescenza, certo. E niente, lì all'uscita avete i dépliant, se così magari memorizzate anche il luogo dove ci saranno le prossime proiezioni, vi faremo comunque avere tramite email gli annunci. Vi ringrazio per la vostra pazienza e arrivederci alla prossima.